Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici, terza edizione del nostro audio video giornale, chiaramente un'edizione flash del pomeriggio, aggiornamenti dal Friuli Venezia Giulia. Incidente a Manzano, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, una donna alla guida della propria auto ha investito un uomo mentre questi stava attraversando la sede sulle strisce pedonali. Il sinistro si è verificato davanti alla filiale della Banca Terra, a pochi metri da Piazza Chiodi. L'uomo, sempre cosciente, ha riportato diverse ferite e contusioni e, secondo alcune testimonianze, non riusciva a muovere le gambe. Dopo essere stato stabilizzato dai sanitari, è stato trasferito all'ospedale di Udine, dove si trova ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita. Per lui, prognosi riservata. Invece una brutta notizia è arrivata poi nel pomeriggio perché è deceduto all'ospedale di Udine, dove si trovava ricoverato per le gravissime ferite riportate Nicolas Giordano, 23 anni di Maiano, coinvolto questa mattina, come documenta la telefoto, notizia che avevamo già dato proprio nell'edizione del mattino, nel violento frontale accaduto lungo la Osovana, al confine tra i comuni di Pagnacco e Tavagnaco, pochi metri dallo svincolo con la tangenziale ovest di Udine. Il ragazzo era stato estratto con l'ausilio delle pinze aerodinamiche da parte dei vigili del fuoco. Trasferito d'urgenza in ospedale, il suo cuore ha cessato di battere nel primo pomeriggio. Ed ora cambiamo argomento, parliamo di Friuli Doc. Si alza domani alle 17:30 il sipario di Friuli Doc e si abbassa domenica a mezzanotte. Gli stand saranno aperti seguendo questi orari: giovedì dalle 17 a mezzanotte, venerdì e sabato dalle 10 all'1 della notte successiva, domenica dalle 10 a mezzanotte. Via libera al sottofondo musicale, a patto che il volume sia contenuto dalle 10 a mezzanotte. Somministrazione e vendite di prodotti nell'ambito di Udine sotto le stelle, autorizzata fino alle 2 di notte. Nell'area in cui si svolgono le manifestazioni Friuli Doc e Udine sotto le stelle è vietato il consumo di cibi e bevande di qualsiasi genere e natura, eccetto gelati, frittelle e panini, alimenti similari che per particolare tipologia sono destinati al consumo a passeggio, al di fuori degli stand o degli spazi esterni, e quanto stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Pietro Fontanini nel primo pomeriggio di oggi. Le misure descritte sono finalizzate a contenere la diffusione del virus a tutela della sicurezza e salute dei cittadini. Si ricorda che i dati forniti dalla Protezione Civile regionale consegnano la Regione Friuli Venezia Giulia all'area di rischio di contagio moderato. E adesso cambiamo argomento, parliamo di cultura. Si è tenuta oggi presso il Museo Friulano di Storia Naturale l'inaugurazione dell'archivio storico Ardito Desio, dato in comodato d'uso al comune di Udine dalla figlia dell'esploratore e geologo friulano Maria Emanuela Desio, presente alla cerimonia, alla quale sono intervenuti anche il sindaco Pietro Fontanini, l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolot e Giuseppe Muscio, storico direttore del museo, attualmente in quiescenza, incaricato dal comune di gestire fino al 31 luglio 2022 l'archivio sulla base di un incarico di collaborazione a titolo gratuito. E chiudiamo con lo sport, ne abbiamo già dato notizia nel primo pomeriggio perché buone notizie dal ciclismo. Oro e titolo continentale agli europei di ciclismo su strada in corso a Trento. Nella cronostaffetta mista con Filippo Ganna, il Buiese De Marchi, Matteo Sobrero, Elisa Longoborghini, Marta Cavalli e Elena Cecchini, la nostra corregionale. Il sestetto azzurro nei 22 km e 400 metri, ripetuti per 2 volte, prima con gli uomini e poi le donne, hanno regolato la Germania e la Francia. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del pomeriggio. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce.
pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.